Rispetteremo la volontà dei veneti e del referendum nel più breve tempo possibile. In visita nella sua Riese Pio X, il ministro per i rapporti con il Parlamento Stefano Fraccaro lancia la volata per l'autonomia. Caso Marmolada, il grido di rabbia di Rocca Pietro, il comune bellunese che ha visto stravolti i confini per una decisione dell'Agenzia del Territorio di Roma, decisione folle. Salgono le quotazioni di Cortina per la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026, il governo chiede al CONI un'analisi tecnica dei costi nei 3 dossier delle sfidanti. Bimba di appena 20 mesi rischia di annegare in una piccola piscina nel giardino di casa a Salzano, la bimba soccorsa in extremis è grave. Tragedia di Bassano, indagata per abbandono di minore la mamma di Kelly, il piccolo di 3 anni sfuggito al controllo e annegato nel canale. Grazie allo sconto di pena concesso dalla Corte d'Appello di Venezia potrebbe presto riacquistare la libertà il più giovane dei kosovari arrestati nel 2017 con l'accusa di aver creato una cellula ISIS a Venezia. Domani 8 luglio, terzo anniversario del devastante tornado della Riviera del Brenta. Questa sera, per non dimenticare, è stata organizzata una biciclettata. Al via in tutto il Veneto i saldi estivi, partenza soft in gran parte dei centri storici, ma solita corsa ai centri commerciali, molti consumatori frenati dalla stangata sulle bollette. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la visita oggi a Riese Pio X del ministro Riccardo Fraccaro. Il referendum sull'autonomia, ha detto, ha avuto un esito fin troppo chiaro. È compito del governo metterlo in pratica. Sentiamo. L'impegno principale del governo nei confronti del Veneto sarà rispettare, e lo dico da Ministro per la democrazia diretta, all'esito del referendum. Vi siete espressi come cittadini veneti per chiedere più autonomia e il governo vi assicura che quella autonomia finalmente vi sarà data. Lo dice chiaro e tondo il ministro Riccardo Fraccaro nel giorno della sua visita a Riese Pio X, la prima ufficiale dopo la nomina che il 5 Stelle ha voluto fare proprio nel paese che lo ha visto nascere e crescere. Forse anche per ricordare l'appartenenza a una terra che le elezioni in un collegio trentino potrebbe offuscare. Davanti alla platea di ex compaesani, vecchi e nuovi, parenti e amici, il ministro ha ricordato l'impegno del governo per dare corpo all'autonomia del Veneto, nel più breve tempo possibile. Portare le decisioni e la responsabilità nei territori, lì dove i cittadini hanno il primo rapporto con l'ente pubblico, è virtuoso per tutti, è un vantaggio per tutti. Dare più autonomia al Veneto, alle regioni che lo richiedono, non servono solamente a quella regione, ma per l'intero sistema paese. Sistema paese che deve essere più agile e moderno, e su questo punto arriva la promessa solenne. Entro la fine dell'anno il mio impegno è quello di togliere il patto di stabilità ai comuni, che li hanno veramente costretti a tagliare delle risorse che avevano, che erano la ricchezza per poter dare i servizi ai cittadini. Patto di stabilità, ma anche sblocco del turnover e semplificazione della burocrazia. Ostacoli che ogni giorno si mettono di traverso nell'amministrazione degli enti locali, rendendo la vita quasi impossibile a quelle realtà come quella di Riese Pio X e degli altri paesi della Marca occidentale che cercano nell'unione tra comuni quella marcia in più che poi però rischia di spegnersi tra procedure e pastoie burocratiche. Ogni volta si parla di semplificazione, ma ad ogni passaggio la semplificazione diventa un'ulteriore complicazione della macchina burocratica, quindi chiediamo da una parte la semplificazione, da una parte l'iniezione di nuovo personale. Sul tema caldo delle Olimpiadi, Fraccaro ribadisce ancora una volta, pur senza pronunciarne il nome, che Cortina ha le caratteristiche di sostenibilità economica e ambientale sulle quali punta il Consiglio dei Ministri. Noi dobbiamo prima abbassare le tasse, dobbiamo prima fare il reddito di cittadinanza, dobbiamo prima mantenere le promesse che abbiamo fatto col contratto di governo e poi cercheremo anche i soldi per fare questi eventi che possono essere un momento importante per lo sport e per la nazione. Da una montagna all'altra, sul ghiacciaio della Marmolada, territorio esclusivamente trentino da poche ore, la risposta del Veneto trentino Fraccaro è più fredda. Qui c'è tutto un iter giurisprudenziale, giuridico da rispettare, delle sentenze che dobbiamo rispettare.
Ed intanto da Rocca Pietore, il comune bellunese che ha visto stravolti i confini con la perdita della Marmolada, arriva il grido di rabbia e allarme. Con questa mossa la Marmolada rischia di uscire dal patrimonio UNESCO. Sentiamo. È una follia, cioè non ci si può non arrabbiare di fronte a una cosa del genere. Hanno trattato il Veneto e ancora di più il comune di Rocca Pietore veramente come una pezza da pavimento, insomma. La rabbia del sindaco di Rocca Pietore è quella di tutta la montagna bellunese. Rocca Pietore, il comune che ha visto ridefiniti gli spazi con la confinante Canazei e la perdita veneta della Marmolada. Un blitz in piena regola secondo il primo cittadino, perché quel decreto dell'Agenzia del Territorio di Roma è datato 24 maggio in pieno stallo di governo. Ho capito tutto, ma anche la modalità con la quale il 24 maggio è stato firmato quel decreto e comunicato in via ufficiale alla provincia di Trento e solo per conoscenza alla Regione Veneto e al comune di Rocca Pietore nemmeno una riga, mi sembra una modalità alquanto scandalosa a livello amministrativo. Il comune seguirà la regione nella battaglia legale e nel ricorso, ma secondo il sindaco bisognerebbe andare oltre un atto amministrativo e porsi diversi interrogativi. Portata avanti la cosa, cioè si poteva fare, il dirigente poteva fare una cosa del genere, è stata una cosa unilaterale, la linea di confine chi è che gliel'ha data? Gliel'ha data Trento. Una mossa che porta chiari benefici economici al Trentino. Confine prima perlomeno quello della linea dell'Algalan lasciava alle nostre funivie a monte anche una certa pertinenza fuori dalle stazioni di arrivo, quindi Serauta e Punta Rocca. Questo permetteva sia un certo movimento, una certa possibilità di gestione delle funivie stesse e purtroppo per la parte trentina era un grosso impedimento al fatto che vogliono arrivare su anche dalla parte trentina della Marmolada con degli impianti funiviari. Ma che avrà una conseguenza pesante per la Marmolada. Se questo accade, la Marmolada esce dal patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO, quindi, questo ce l'hanno già detto, la Marmolada è entrata nell'UNESCO già con difficoltà per la presenza delle nostre funivie. Se dovessero esserci eventualmente anche dall'altra parte degli impianti di risalita ulteriori, la Marmolada esce dal patrimonio mondiale dell'umanità. Ed intanto sale la corsa di Cortina per la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Abbiamo messo giù dei punti che noi riteniamo importanti da rispettare e li comunicheremo al CONI. Il governo appoggia una candidatura olimpica italiana a una condizione, che sia una candidatura per una Olimpiade di buon senso. Traduzione di buon senso: attenzione ai costi, no alle spese faraoniche, a candidature suggestive ma improbabili, a rischi di spreco di denaro pubblico. Il governo dà l'ok alla corsa olimpica italiana per il 2026 e nel momento stesso in cui stila per il CONI un decalogo tecnico per la scelta fra i 3 dossier, le quotazioni di Cortina salgono sempre di più. Milano resta in pole position, ma dalle parti del Foro Italico, casa del numero 1 Giovanni Malagò, si potrebbe respirare aria di sorpasso, perché le parole del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti sembrano cucite su misura per Cortina Dolomiti 2026. Pensiamo che la candidatura italiana debba essere contraddistinta da un approccio dico low cost, basandosi sugli impianti esistenti, qualcosa che sia compatibile con l'ambiente, che lasci un'eredità al territorio, insomma qualche cosa che si misuri esattamente con la realtà sia dell'impiantistica, cioè che lasci un'eredità e che eviti spese inutili o anche, diciamo così, interventi di impatto ambientale dubbio. Low cost come i 380 milioni messi neri su bianco nel dossier di Cortina, un sesto di quelli spesi per Torino 2006, impianti già esistenti, sostenibilità ambientale. Così mentre a livello internazionale, proprio per questioni di spesa, una delle sedi più papabili, l'austriaca Graz, si ritira, in casa nostra l'hashtag Io sto con Cortina si diffonde e si amplia, trovando anche l'appoggio del numero 1 del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Ma il peso di Milano non è da sottovalutare, soprattutto se dal cilindro spuntasse anche l'ipotesi estrema di una unione con Torino.
Ora scatta il rush finale, i 3 giorni del CONI, poi martedì in teoria la decisione finale, anche se i tempi potrebbero slittare, con un decalogo sotto mano e l'avvertimento del governo. Le cose si fanno seriamente e ribadisco, siccome i soldi sono pochi e sono della comunità, se vengono investiti sugli eventi sportivi importanti devono essere puntualmente documentati. Ed intanto i parlamentari veneti di Forza Italia sostengono con forza la candidatura di Cortina d'Ampezzo come sede delle Olimpiadi invernali, lo ha reso noto un comunicato del partito. Ed ora la cronaca, ricerche sono in corso dalle 17:30 sul litorale e nelle acque di Bibione. Un bambino di 6 anni di nazionalità slovacca risulta disperso, la zona che viene interessata dalle ricerche è nei pressi dell'hotel Excelsior. Operano squadre dei vigili del fuoco da Portogruaro, Latisana con i sommozzatori e l'elicottero, sul posto anche i carabinieri. Tragedia in un'abitazione di Salzano, una bimba di appena 20 mesi ha rischiato di annegare nella piscinetta di casa dove si trovava con il fratellino. Sentiamo. Stava giocando con il fratello di 4 anni nella piscinetta di casa in cortile. Poco più di mezzo metro d'acqua, ma ancora troppo per una bimba di 1 anno e 8 mesi che ha rischiato l'annegamento. A Salzano era circa mezzogiorno. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Noale intervenuti sul posto, la mamma, che era con i bimbi, a un certo punto li avrebbe fatti uscire per andare in cucina. Ma sono bastati pochi secondi, un momento di distrazione, e la piccola in qualche modo è riuscita a rientrare. Quando la mamma si è girata l'ha vista in acqua, con la testa in giù e col salvagente addosso. Si è precipitata verso di lei e l'ha presa, cercando di praticarle la respirazione bocca a bocca e nel frattempo chiamando il 118. In poco tempo sono giunte sul posto ambulanza e automedica, ma vista la gravità della situazione si è deciso di far intervenire l'elisoccorso che l'ha portata direttamente nell'ospedale di Padova, dove c'è il pronto soccorso pediatrico, dopo averla intubata e stabilizzata. È ricoverata in prognosi riservata. Sono in corso le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'episodio. La tragedia di Bassano ora con la morte del bimbo di 3 anni caduto in un canale dietro casa. La mamma è indagata per abbandono di minore. Sentiamo. Abbandono di minore. Ne deve rispondere la mamma di Kelly Kuyate, il bimbo di 3 anni morto giovedì, annegato in un corso d'acqua e ritrovato nella Roggia Vica a Rosà. La donna, Ami Keita Kuyate, 21 anni, della Costa d'Avorio come il marito Namori di 31, è stata iscritta nel registro degli indagati e ora la vicenda passa alla magistratura. Il papà di Kelly non sa darsi pace, ripensando a quegli istanti prima della scomparsa del suo bambino. Io resto qua, io prendo acqua, quando sempre così io prendo acqua e Kelly viene, papà, dammi acqua. Io fai acqua così, dopo io metto qua. La mamma di Kelly viene subito, e dove Kelly? Io fai così, Kelly qua. La mamma va, non c'è Kelly. Vado a guardare sempre qua, non c'è Kelly. Una storia drammatica su cui gli inquirenti stanno cercando di fare luce. Sono ancora molti gli aspetti da chiarire sulla tragedia di via Maria Prosdocimo a Bassano, a cominciare da quelle persone che potrebbero aver visto il piccolo dirigersi da solo verso il corso d'acqua e che non avrebbero allertato nessuno. Intanto lunedì verrà fatto l'esame autoptico sul corpicino di Kelly per chiarire le esatte cause del suo decesso. Lei si è fatto un'idea, è stata una vera e propria tragedia? Diciamo, l'idea è personale, quindi credo che sia una disgrazia a tutti gli effetti, insomma, un bambino piccolo che non ha avuto immagine del pericolo che stava affrontando. E attorno alla famiglia del piccolo, arrivata a San Lazzaro da appena 10 giorni, con un permesso come rifugiati, si stanno stringendo tante persone, perché Ami e Namori non vogliono accettare la morte del loro bambino. Se non hai visto il corpo di Kelly, non è vero che è Kelly. Avrà presto la possibilità di uscire di prigione uno dei 4 kosovari arrestati nella primavera del 2017 mentre progettavano un attentato terroristico di stampo jihadista a Venezia. Sentiamo. La Corte d'Appello di Venezia ha ridotto a 3 anni e 4 mesi la pena per il più giovane dei 4 kosovari affiliati all'ISIS arrestati nel marzo dello scorso anno per aver progettato un attentato terroristico sul ponte di Rialto.
Il giovane, 17enne all'epoca dei fatti, era stato condannato in primo grado dal Tribunale dei minori a 4 anni e 8 mesi. La Corte ha accolto la richiesta di uno sconto di pena presentata dal legale del presunto terrorista, che si è dichiarato soddisfatto del nuovo giudizio e ha annunciato che non farà ricorso in Cassazione. Quando la sentenza sarà passata in giudicato, per il kosovaro si aprirà la possibilità di uscire dal carcere in caso gli venga concessa una pena alternativa per favorire il suo reinserimento nella comunità. Era stata proprio una frase pronunciata dal minorenne che non sapeva di essere intercettato a far scattare gli arresti nel 2017. Con Venezia guadagni subito il paradiso per quanti ipocriti ci sono qui, aveva detto il giovane ai compagni, basterebbe una bomba a Rialto. Secondo quanto ricostruito nel corso dell'indagine, le 4 persone che componevano la cellula terroristica erano addestrate e organizzate in modo da poter compiere effettivamente un attentato dagli esiti potenzialmente catastrofici. Ed ora l'omicidio allo stadio Euganeo di Padova. Dalle indagini delle forze dell'ordine inizia sempre più a delinearsi lo scenario nel quale è maturato il delitto. Sentiamo. Sarebbe stato un incontro già chiesto, addirittura fortemente voluto, quello in cui Walter Crispin Sahagún, filippino di 51 anni, cuoco e domestico in una casa padovana, ha incontrato una morte orribile, ucciso a colpi di katana, la tipica spada ricurva giapponese, e di roncola nel parcheggio dello stadio Euganeo, in un duello all'arma bianca con un connazionale scatenato da motivi passionali. Sahagún, separato di recente dalla moglie, padre di 2 figli, si era convinto che la sua ex avesse una relazione con un connazionale, Arca Melvin, 39enne, padre di 5 figli, fermato dalla polizia in zona Montà poco dopo la tragedia. Il sospetto della relazione, stando a quanto trapelato, sarebbe diventato una certezza ossessionante, con tanto di sfida pubblicamente lanciata attraverso i social network. Una sfida che ha trovato il suo drammatico epilogo attorno alle 13 di giovedì, descritta dai testimoni che hanno lanciato l'allarme come di incredibile violenza. Arca Melvin è in carcere e ha sostenuto i primi interrogatori, ma rimangono ancora diversi aspetti da chiarire di una vicenda che a Padova appare senza precedenti, almeno nel passato recente. La politica ora con la polemica sui vitalizi. Incurante dell'alleanza di governo in Veneto, il Movimento 5 Stelle torna all'attacco della Lega sui vitalizi agli ex consiglieri regionali. Sentiamo. Ci sono i vitalizi degli ex consiglieri regionali del Veneto che possono essere aboliti immediatamente. Una legge da quasi 3 anni del Movimento 5 Stelle permette di eliminare i vitalizi in Regione Veneto e da 3 anni la Lega la lascia lì, chiusa a chiave dentro in un cassetto. Zaia continua ad andare sui giornali a raccontare che vorrebbe farlo, ma in verità continua ad insabbiare tutte le nostre proposte di legge, le nostre iniziative per porre fine a questo odioso privilegio. Dopo l'azione alla Camera dei Deputati per tagliare i vitalizi agli ex parlamentari, il Movimento 5 Stelle torna alla carica su quelli degli ex consiglieri regionali, accusando di immobilismo la maggioranza in regione. Ora è finito il momento delle conferenze stampa e dei proclami della Lega. Se veramente lo vogliono fare, al governo abbiamo dimostrato che si può fare e quindi domani mattina possiamo farlo anche in Veneto. Sui vitalizi agli ex consiglieri la regione aveva emanato un primo provvedimento di riduzione nel 2015 della durata di 3 anni. Il carattere temporaneo era stato deciso per evitare che la norma fosse abrogata dai ricorsi puntualmente presentati da chi occupava nel passato i banchi di Palazzo Ferrofini. Se dalle nuove leggi approvate dal Parlamento arriveranno spiragli, fa sapere il governatore Luca Zaia, non avremo alcun problema ad attuare un nuovo intervento. Non ho nessuna ritrosia, anche perché quando abbiamo potuto abbiamo fatto e quando hanno potuto ci hanno anche impugnato le leggi che abbiamo fatto, per cui siamo abituati a questo. Peraltro voglio ricordare che da questa legislatura, dal 2015, i consiglieri regionali hanno la modalità contributiva, per cui pagano i contributi e avranno una pensione a 65 anni, insomma all'età della pensione. Per quanto riguarda gli ex consiglieri, spiega Zaia, serve un quadro giuridico chiaro che sarebbe bene fosse definito dal Parlamento. Per il pregresso dico che non c'è nessun problema e l'unico particolare dico, siccome l'ho già viste queste robe, oltre a annunciarle che si faccia una legge solida e che venga applicata in tutta Italia, perché ricordo il taglio dei vitalizi e il taglio delle indennità, noi da Virtuosi l'abbiamo fatto per primi e poi c'è ancora qualcuno che deve farlo dopo 8 anni. Ed ora linea alla regia per la pubblicità, subito dopo torneremo a parlare del tornado che esattamente 3 anni fa devastò la riviera del Brenta.
E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri notiziari. Domani ricorre il 3° anniversario del tornado che devastò la riviera del Brenta. Questa sera una biciclettata per non dimenticare. 3 anni dal passaggio del tornado che in pochissimo tempo ha devastato parte dei comuni della riviera del Brenta e in cui ha perso la vita una persona. È stato fatto molto. Chi dovesse passare adesso per Cazzago e non sapesse cosa è successo 3 anni fa neanche se ne accorgerebbe. E questo è il frutto del lavoro che abbiamo svolto noi e del lavoro dei nostri cittadini che si sono rimboccati le maniche fin da subito per ricostruire. Difficile dimenticare quel giorno, quell'8 luglio, la paura, l'aria di distruzione che si respirava nei giorni seguenti, quando cittadini, volontari, amministratori e giovanissimi si misero al lavoro da subito. Ad oggi però ci sono delle ferite ancora aperte. Abbiamo però ancora le procedure di risarcimento aperte. Fortunatamente la Regione Veneto il mese scorso ha innalzato la possibilità del contributo dal 15 al 75% e quindi alcuni cittadini che avevano fatto domanda all'epoca potranno ricevere altri soldi. Questo è positivo perché comunque arriveremo a ristorare quasi il 100% dei nostri cittadini che hanno fatto domanda. Però comporta un ulteriore onere per la nostra amministrazione. Da 3 anni noi abbiamo una persona nell'ufficio tornado che svolge il lavoro delle pratiche per il tornado, quindi abbiamo allocato un dipendente comunale solamente per questo. È una cosa che abbiamo fatto volentieri perché i nostri cittadini oltre al danno economico hanno avuto anche un danno emotivo molto importante e quindi è giusto essergli vicini, accompagnarli e dar loro tutto quello che è possibile come amministrazione comunale. All'epoca ci furono infatti delle complicazioni nella richiesta dei risarcimenti. Purtroppo all'epoca quando è stato aperto il bando per poter fare le richieste, gli intoppi burocratici e una certa pubblicità fatta da alcuni ha portato tante persone a rinunciare e a non presentare domanda. Quello che il Comune di Dolo ha chiesto e che effettivamente sarebbe una cosa utile e importante è quello di poter riaprire la possibilità di far domanda per quei cittadini che non l'hanno fatta, perché nei primi mesi, presi dallo sconforto, presi dalle difficoltà, non hanno avuto la forza di continuare e di perseverare. Invece adesso col senno di poi chi l'ha fatto è stato ristorato, chi però non l'ha fatto è rimasto con l'amaro in bocca. Quindi la richiesta è quella di poter dare la possibilità di riaprire la richiesta per chi non l'avesse fatto. Per non dimenticare, questa sera alle 21 è stata organizzata una biciclettata che percorrerà le zone più colpite con partenza da Villa Fini, il simbolo del disastro ancora rasa al suolo. Parliamo ora dei saldi scattati oggi in Veneto, vediamo com'è andata nel veneziano. C'è tanta gente, quindi penso che aspetterò i prossimi giorni. Prima giornata di saldi e i principali negozi e centri commerciali del veneziano sono affollatissimi già all'apertura. Ma se qualcuno desiste e preferisce tornare con calma, magari anche rischiando di trovare meno articoli, c'è chi invece vuole rientrare con qualche busta piena. Io ho preso 2 magliette qui in negozio, qualche bermuda, qualche pantalone corto e diciamo che si risparmia abbastanza anche 3 volte sul prezzo iniziale. Ma ho preso un po' di camicie, un po' di pantaloni. Hai trovato convenienza? Diciamo non molta. Perché? Perché secondo me i prezzi durante l'anno sono molto simili, non cambia molto. Scarpe, magliette, solite robe. Ha trovato convenienza? Sì. Tipo? Beh, metà prezzo, anche di meno insomma. Ho portato la roba in macchina, perché sennò non so dove mettere e ritorno. Un altro giro. Pantaloni soprattutto. Anche intimo? Sì, anche intimo. Quindi, pensi di fare un altro giro, di tornare o sono finiti qui gli acquisti con i soldi? No, sono finiti qui, sì. Più o meno che cifra hai speso? 75 euro. Cifre sotto i 100 euro per molti, soprattutto a causa dell'aumento delle bollette scattato il 1° luglio. Ogni anno aumentano il gas, la luce e l'acqua. E sempre in questa stagione... In questo periodo c'è l'aumento dei gas, l'aumento della luce, senza guardare altre cose che non le vedi ma le trovi quando vai ad acquistare. Quello è quello che influisce di più su tutto l'andamento della famiglia alla fine anno. Bisogna vedere... Il potere d'acquisto comincia a diminuire, quindi diminuendo il potere d'acquisto fa sì che neanche
le grandi distribuzioni non hanno un lavoro, diciamo così, è tutta una catena, è come il cane che si morde la coda, insomma. Ecco. Perché altrimenti magari qualche cosina in più ve lo sareste concesso. Certo, perché dopo sì, i soldi ci sono, compri qualcosa, altrimenti il vestiario e tutto si lascia stare e si fa sempre le cose più necessarie. Lo sport ora perché Bebe Vio ha vinto la Coppa del Mondo a Varsavia, la campionessa paralimpica di scherma è salita sul podio e subito dopo ha condiviso la gioia sui social con i propri fan. Vittoria ha subito annunciato su Facebook e ora ragazzi, dopo i giochi senza barriere, gli esami universitari, la Coppa del Mondo a Varsavia, posso pure rilassarmi, così ha scritto la campionessa che ringrazia tutti per il grande tifo, ma in particolare una persona speciale, grandissima, la mia compagna Andrea Mogos, scrive Bebe Vio, che oggi porta a casa uno stupendo argento. Ora il relax appunto e dopo la grande festa. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, come sempre ci salutiamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo per domani. Il meteo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sarà una domenica all'insegna del bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto bel tempo asciutto e stabile ovunque, ampio soleggiamento infatti con cielo sereno o al più con poche nubi sparse, possibili soltanto degli addensamenti sui settori meridionali della nostra regione, ma senza altre conseguenze. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 32 gradi. Diamo ora uno sguardo alla situazione del Friuli Venezia Giulia. Sarà praticamente immutata con tanto sole ovunque, infatti sarà una splendida domenica soleggiata e stabile. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 31 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà soleggiato ovunque, con il cielo che si presenterà in prevalenza sereno o al più con poche nubi sparse. Qualche addensamento sarà possibile sui settori alpini di confine dove non sono esclusi degli isolati piovaschi pomeridiani. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 29 e 32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci!